E si parte così, in maniera incredibile. Vediamo se funziona tutto. Funziona tutto, vero? Vai, funziona tutto alla grande, Miro. Funziona tutto alla grande, perfetto. Ok, sì, funziona tutto alla grande. Tanto tu rilassati, godi di questa fantastica sigaretta. Adesso che stai fumando, Camel o... Camel, camel. Ok, no, perché io devo essere sincero, ho un po' di astio per chi lo chiama Marlboro, cioè per me è Mm. Malboro, Ah, Marlboro, c'è questa disputa sulla pronuncia, è vero. sì, sì, Marlboro mi fa un po' troppo ignorabile, quel Mm. paese lì, ignorabile, no? Che, per cui non nutro particolare simpatia e penso che quasi nessuno lo faccia. Vabbè, oddio. Secondo me per ricordare la Francia dovrebbe essere tipo Marlboro. Anche, E sarebbe una... anche, Io non ho mai sentito dire da nessuno, però. ma ci arriveremo secondo me, eh? La francofonia la vedo molto alla riscossa. Ai, ai, ai. Ci stanno togliendo tutto. Sì, anche la gioia dell'italiano, che tra l'altro è una lingua misogina l'italiano. Però vabbè, Sì, direi di sì. sorvoliamo su certi aspetti. Allora, qui chiudo. Intanto addirittura già 5 persone, mi fa estremamente piacere. Un ciao a tutti voi. Buonasera, ragazzi. Buonasera Manuel, grazie mille per il saluto. E allora, come sempre, il piccolo preambolo iniziale. Questo è Beyond the YouTubers. È un podcast inizialmente incentrato su YouTuber che parlano di Cagliari, dove però si parlerà proprio il minimo indispensabile di Cagliari. Quindi andremo a scoprire la persona che c'è dietro allo YouTuber. Tanto ciao anche a Bob. Oggi, come avete visto, abbiamo il buon Pietro. Ciao Pietro. Buonasera a tutti. Oggi finalmente posso usare il mio nome e cognome. Esatto, però abbiamo già le prime critiche, tutte le sfaccettature di Pietro Peti. No, è giusto, Tito. È giusto, va bene così. È giusto, ma io lo amo perché si chiama Pietro Pani e non Pietro Peti. Ecco. Comunque, finito questo preambolo, ci tengo a rispondere a un commento che mi è stato fatto su Instagram, a cui mi sono scordato di rispondere. Tra l'altro, non so nemmeno se è adesso in live che me l'ha fatto, dicendomi di considerare di più la chat. Lo farò se ci saranno domande da fare all'interlocutore. Le altre volte non c'erano domande, l'ho detto, l'ho specificato, era una chiacchierata per farvi scoprire a voi di più la persona, quindi la chat sarà un argomento che terrò in considerazione se ci saranno domande da fare ovviamente all'ospite. Nel caso eri tu Nico, scusa, non mi ricordavo che eri tu. Allora ti rispondo adesso perché mi sono ricordato che non ti ho risposto su Instagram. Se ci sono domande la controllo la chat, ma più che altro è una chiacchierata. Anzi, a me piace vedere che parlando la gente non scrive perché vuol dire che sta ascoltando, che mi fa molto Sì. piacere. Che è il motivo proprio principale per cui è nata questa serie di podcast, che poi podcast non è, però vabbè. Allora, cominciamo come sempre le classiche domande di rito, nome e Bene. cognome, luogo e data di nascita, se te le ricordi. Ok. Pietro Pani, sono Cagliaritano Doc, sono nato il 16 febbraio 2003, dunque ho 20 anni compiuti da poco e vivo a Padova. Ok. Qual è il tuo primo ricordo che hai del calcio? Allora, primissimo in assoluto, c'ho questo flash di quando avevo forse 4-5 anni, in cui mio padre e mio zio nella mia vecchia casa si guardavano il Cagliari
il Cagliari di quelli proprio proletari, Sì. il vero Cagliari, solo che io, non capendoci ancora niente, mi spaventavo quando urlavano al gol, perché a quanto pare segnavamo all'epoca, e quindi il mio primo ricordo è questo, di uno sport che ancora non riuscivo a comprendere e mi spaventavo per le urla. Quindi calcolando che tu sei nato nel 2003, presumendo un Cagliari che segnava, eccetera, eccetera, stiamo parlando del Cagliari più o meno 2007, 2008, 2008, Sì, 2009. sì, sì, siamo lì. Okay, bei ricordi, bei ricordi. Quel Sì. Cagliari-Napoli ancora mi provoca delle erezioni molto potenti. Eh, Di conseguenza allora ti chiedo, visto che tu non capivi bene in quel momento la gente che strillava per un gol, quando hai capito che anche tu avresti potuto strillare per quel gol? Quando hai capito che tu eri un eh. tifoso del Cagliari? Allora, questa ti farà molto piacere Okay, perché la prima partita che ho veramente vissuto da tifoso, che mi ha aperto le strade verso il mio tifo per il Cagliari, è stata un Cagliari-Roma, un Roma-Cagliari finito 4-2 per il Cagliari. E mi ricordo, cioè, partita meravigliosa, e ho un flash impresso in cui ero gasatissimo perché c'era Ibarbo che stava partendo in contropiede e mio padre mi fa: dai che gli facciamo il quinto. Non gliel'abbiamo fatto purtroppo, però non lo so, è stato il primo momento veramente di ebbrezza che mi ha fatto capire che ero fatto per tifare il Cagliari. fantastico. Poi se l'hai fatto in un Roma-Cagliari o in un Eh. Cagliari-Roma, per me acquisisce molto più valore. Eh, Tra l'altro facciamo tutti un applauso per la fantastica maglia di Pietro, ragazzi, bellissima. ascoltatevi musica. Ma io ti amo, io ti amo, ti a ti ridico che quello che ti ho detto quando sei entrato su StreamYard te lo ribadisco, sono cose nostre, non Ok. è cosa nostra, ma sono cose nostre. Ok, io ti ribadisco che l'ho ricevuto anche questa seconda volta. Perfetto, ma non saranno mai abbastanza. Eh sì, ne abbiamo da fare insieme ancora. Eh, troppa acqua sotto i ponti deve passare. Allora, tu stai a Padova adesso, giusto? Yes. E sei a Padova per motivi Di scolastici, studio. giusto? Sì, sì. Okay. Quindi sono curiosissimo di sapere il tuo percorso scolastico, partendo proprio dall'inizio inizio fino ad Ok. arrivare adesso. Benissimo, allora, brevemente, scuole elementari, un trionfo dal punto di vista dei voti, ma dal punto di vista della crescita personale a livello pedagogico un disastro totale. E io spero che le mie maestre prima o poi sentiranno questo mio discorso, cioè basare la crescita di un bambino, basare il miglioramento dei suoi errori esclusivamente su uno studio sfrenato, è una cosa sbagliatissima. I bambini dai 6 agli 11 anni devono giocare, devono divertirsi. Quindi è una cosa che non succedeva all'elementare. Io mi sono divertito veramente poco. Okay. Quindi il mio appello magari per anche futuri insegnanti o magari insegnanti che sono all'ascolto, se insegnate alle elementari, non riempite di compiti i bambini perché sono bambini e devono divertirsi, non devono diventare degli automi. Perché Molto l'unica... Montessori come concetto. io sono un grandissimo fan della Montessori. L'unica cosa buona, paradossalmente, che mi ha lasciato il percorso delle elementari è stato il fatto che poi fino alla seconda superiore ho vissuto di rendita, soprattutto in materie come la grammatica, perché comunque l'alto tasso di esercizi da fare mi ha permesso alle medie e soprattutto alle superiori di non impegnarmi quanto dovevo. Infatti, le medie sono andate piuttosto bene. Le superiori ho avuto degli alti e bassi,
soprattutto il terzo e il quarto anno per via del Covid, perché lì era finita la fase, tra virgolette, di rendita, dovevo iniziare a studiare sul serio e non sono riuscito subito a ingranare la marcia, però alla fine sono uscito con un onestissimo 92 e mi va bene così. Ripeto, l'unica cosa su cui premo è l'appello che ho fatto per gli insegnanti delle elementari e poi una cosa che mi è piaciuta molto delle superiori, ho capito che in certi ambienti riesci non a sopravvivere perché cioè non siamo su Outlast, però riesci a rendere meglio, riesci a crescere anche umanamente parlando se tiri fuori il carisma. Cioè, a me il liceo ha insegnato che il carisma ti salva da certe situazioni in cui puoi cadere in breakdown, in depressioni e cose così. Devi E essere molto sicuro di te stesso. che percorso hai scelto per le superiori? Io ho fatto scienze umane. Okay, quindi il vecchio psicopedagogico, giusto? Esatto, esatto. Okay. Quindi da qui deriva anche la tua passione per la Montessori, immagino. Beh, sì, il programma del quinto anno è stato meraviglioso. E poi, altra piccola chicca che mi sono dimenticato di dire, per le medie ho fatto l'indirizzo musicale, ho fatto 3 anni di violino alle medie, poi ho avuto la scelta terribile di iscrivermi al conservatorio, ho fatto 3 anni di conservatorio, poi me ne sono scappato. Come si dice qui a Roma, ho suonato al conservatorio ma non m'hanno aperto. Più o meno. Però tu adesso sei a Padova per un percorso universitario. Esatto. Che facoltà stai facendo? Filosofia, ragazzi. Filosofia? Io per esempio Sì. questa non la sapevo ed ero molto curioso di Ah, saperlo. sì, filosofia. Beh, è un bel percorso, non so, lavorativamente parlando quale strada ti possa aprire. Beh, in Italia il discorso è molto limitato, cioè io, a parte che è un desiderio mio, io vorrei insegnare in un liceo, Okay. quindi non mi preoccupo più di tanto. Poi in questi ultimi anni si stanno raggiungendo dei contesti in cui anche in settori impensabili anni fa stanno cercando risorse umane. Quindi anche quella potrebbe essere una terza via, chiamiamola così, però principalmente le porte di qualsiasi indirizzo umanistico, che sia filosofia, psicologia, pedagogia, eccetera, ti aprono le porte per l'insegnamento, principalmente. È molto interessante. Triennale o magistrale filosofia? È triennale e poi eventualmente 2 anni di magistrale, che io mi, Ah, mi farò ovviamente. Sì, sì. okay. E sempre lì a Padova immagino. Mi auguro di sì perché mi piace molto come impostano l'università qua. Quindi Padova è stata proprio una città mirata, l'hai scelta apposta per Sì, sì, l'università? ce l'avevo in mente già da prima di diplomarmi. E hai vagliato altre città prima? Allora, quando ero indeciso sull'indirizzo, perché ho avuto un periodo in cui ero indeciso tra psicologia, filosofia e scienze della comunicazione. Per esempio, se avessi virato su scienze della comunicazione, avrei preso in considerazione anche una città come Perugia, che dal punto di vista del giornalismo so che è molto, molto sviluppata Mh-mh. e offre tante opportunità, però alla fine, avendo virato su filosofia e avendo anche conoscenze che si sono laureati qua a Padova in materie umanistiche, ho scelto di venire qua. Interessante, molto interessante. Innanzitutto, ci tengo a salutare tutti coloro che sono entrati, quindi Simone, Attilio e Roberto, assolutamente benvenuti, un bacione. Buonasera a tutti, ragazzi. E Nico ti fa una domanda: come sta andando all'università e in cosa è diversa dalle Ok. superiori? Allora,
io partirei dalla seconda domanda, perché secondo me è Mhm. la più emblematica ed è dà una risposta conseguenziale poi anche alla prima. È diversa dalle superiori nel senso che finalmente, e anche logicamente parlando, dato che si è adulti a tutti gli effetti, gestisci tu i tuoi ritmi di studio, ma anche non solo i tuoi ritmi di studio, ma anche i tuoi ritmi proprio di vita quotidiana. Ti dico, quello dipende molto anche dall'indirizzo che fai, perché per esempio filosofia non ha l'obbligo di frequenza, quindi lì sei anche libero di seguire le materie che magari ti piacciono di più o le materie che non ti occupano tempo, che magari riservi per lavoro, riservi per uscire. Poi magari ci sono quegli indirizzi come medicina, come psicologia che hanno l'obbligo di frequenza e lì magari è una gestione un po' diversa, però principalmente qualsiasi studente universitario si accorge della differenza di gestione dei propri tempi. Hai più responsabilità, ma non è una responsabilità tossica. È una responsabilità che anzi ti forma tanto, che ti fa rimanere coi piedi a terra, ti fa conoscere il mondo che poi ti devi prendere in mano, perché diciamo, se vuoi crescere, se vuoi avere successo per quanto riguarda le tue aspirazioni personali, devi prendere il mondo in mano. E la responsabilità di gestirti lo studio da solo ti aiuta tanto in questo. Vero. La prima domanda, come sta andando il mio percorso universitario? Personalmente ti dico bene, perché non mi voglio mettere fretta nel dare gli esami, soprattutto perché si sentono ogni giorno un sacco di notizie di ragazzi e ragazze che non riescono ad ingranare all'università, si sentono schiacciati magari dal peso della competizione, che al nord soprattutto è molto forte. Si sentono schiacciati anche dalla paura di non trovarsi un lavoro, di trovarselo troppo in là col tempo. E io non, a me fa molto più paura cadere in depressione per queste cose rispetto a dare qualche esame in meno e dare i restanti in ritardo. Quindi io sono soddisfatto nel senso che me la sto gestendo nel modo più tranquillo possibile. Poi dal punto di vista oggettivo, se devo valutare il mio primo semestre da 0 a 10, gli do un 7. Da 0 a 30, visto che sta Eh, all'università? Da 0 a 30, dai, do un 23,5, che tra l'altro è anche la mia media ponderata, però. Tra l'altro 23 nella numerologia romana è anche un bellissimo numero. Eh sì. È un numero bellissimo. E c'è anche Simone che ti Ciao Simo, chiede grandissimo. i pro e i contro di Padova e dei padovani. Che è una Allora, domanda questo è interessante, sì. Allora, comincio con questo aneddoto. Primo giorno in cui arrivo a Padova, la prima sera, io ero da solo a casa, ceno e decido dopo cena di uscire in giro, da solo così, per scoprire i primi stralci di città, no? E l'ho fatto senza navigatore. Volevo proprio andare in esplorazione. E a una certa mi perdo perché alcune vie del centro di Padova sono proprio strette, non ci capisci niente. E mi ero perso per poi scoprire dopo 2 minuti che ero dietro casa mia. eh, Però fatto sta che trovo questa vecchietta che stava camminando in strada e ho detto, vabbè, cerchiamo di fare i cortesi, vediamo anche loro come si pongono, se sono ospitali magari come noi del sud o sono un po' più freddi come dicono. Quindi vado da sta vecchia e le faccio, chiedo scusa, ma per Prato della Valle dove devo andare? Lei neanche mi guarda in faccia, gira leggermente il busto e mi fa, ma sì, vai dritto. Non mi ha neanche indicato la strada, quindi io sono andato dritto verso una strada a caso. Quindi questo per dire che cosa? In generale, qua in Veneto sto notando che le vecchie generazioni sono molto fredde. Non ho trovato nelle vecchie generazioni questa grandissima ospitalità, tranne in alcuni casi che erano un'eccezione.
Mentre per quanto riguarda i giovani sono rimasto stupito, perché ho trovato tutto il contrario. Una grande voglia di vivere, una grande apertura mentale, una grande, non so, un grande spirito di collettività molto stimolante. Poi dipenderà anche dalle conoscenze che ti fai a seconda del corso, non lo so. Però ho trovato sta grande distinzione tra anziani, tra virgolette, e giovani. È bello, bello perché è come se ci fosse stata una sorta di ammissione di colpe e Eh? avessero provato a Eh sì, rimediare. eh sì. Mentre per quanto riguarda la città di Padova in sé, mi piace molto. È una città molto a misura d'uomo, non è come Cagliari che è tutto saliscendi. Padova è pianura, quindi puoi camminare senza lasciarci i polmoni. L'unica cosa, in certi punti la viabilità non riesco a capirla. E questo Simone me lo può confermare. Simone, poi se capiterà vi racconterò la storia mia e di Simone, di come ci siamo conosciuti. La viabilità qui a Padova in certe zone fa veramente schifo, non ha senso. È una storia curiosa, curiosa e affascinante che dopo assolutamente sentiremo. Però prima di farti la domanda di Nico, te ne faccio Vai, due io, una prego, secca e una un po' più aperta, diciamo. La va domanda bene. secca è mito o verità lo spritz a 3,50 € in Veneto? È vero, Che è bel vero. paese, Tra l'altro ieri a 3 euro, addirittura, neanche 3,50. Sì. bellissimo. Mi ha svoltato l'esistenza lo spritz a 3,50 €. Effettivamente è una notizia che un po' tutti vorremmo sentire. Eh, Ma se te lo fanno pagare in meno di 6 € ti senti miracolato, quindi figurati. sì, sì, cazzo, sì. Cioè, è impressionante. Cioè, per un Qua cazzo di costa meno ed è prodotto anche buono. cioè e magari te danno pure gli stuzzichini, le noccioline, le patatine. Sì. Impressionante. Invece l'altra domanda più aperta era sul fatto che tu hai, scelto una, facoltà comunque, secondo me un po' desueta degli ultimi anni, Mm, perché non è un indirizzo a cui puntano in molti. Non so se dire purtroppo o per fortuna, perché mhm. l'argomento secondo me è molto interessante. Tu qual è la corrente filosofica o meramente la tua filosofia di vita? E qual è il filosofo a cui ti senti più legato? Allora, la mia filosofia di vita la sto ancora cercando, ti dico la verità, Okay, perché sembrerà scontato, ma vi giuro che è vero, iniziare effettivamente a fare filosofia all'università e scoprire che è molto più approfondita rispetto a quella che ho fatto al liceo, mi sta facendo dubitare di un sacco di cose. okay. Quindi per quello che dico che ancora sto cercando di capire la mia filosofia di vita. Anche perché qui hanno un modo, cioè qua Padova è proprio vita universitaria, è una vita che io Okay. non avevo mai sperimentato, il fatto di uscire spesso, quindi ancora sono alla ricerca della mia filosofia di vita. Per quanto riguarda il mio filosofo preferito, e qua quando lo dico e sono in determinati luoghi, vedo certe facce un po' contrariate, un po' diffidenti, il mio filosofo preferito in assoluto, neanche a dirlo, è Karl Marx. Capisco le facce contrariate, specialmente Sì, in quella regione. sì, Carletto Marx. Io per un attimo sinceramente ho temuto che te ne uscissi con un qualcosa tipo Francesco Sole, per dire. Non No, so no, chi ancora si ricorda di Francesco Sole, però mamma mia. Karl Marx, cazzo, è impegnativo. È impegnativo, ma secondo me ha un fascino, ha il fascino dell'utopia, ok? Cioè, adesso senza scendere nel dettaglio, Sì? io mi fermo e dico solo questa frase: ha il fascino dello studio dell'utopia. Questo è. Ehm, Accantonata la Karl Marxata, diciamo Ok. così.
che tra l'altro secondo me viene pregiudicata molto dal periodo storico e dalla corrente politica e ne Sì, a viene voglia, poco apprezzato l'ideologia. vero. Nico ti chiede: è pericolosa Padova come città? Mm. Allora, partiamo da questo piccolo preambolo. I Maranza esistono, Okay, i Maranza esistono, ragazzi, però vi dico che essendo una città molto giovane, essendo una città universitaria, io non ho mai per adesso assistito a scene critiche. okay. Mm, cioè non vedo, perché molti descrivono certe zone di Padova in cui sono stato come il Bronx praticamente, quando in realtà in certe zone di Cagliari ho visto molto, molto, molto di peggio. Quindi ti dico, ad oggi la trovo molto, molto tranquilla come città. Interessante, anche perché, non so quanto tempo fa comunque erano girate delle immagini a Padova di baby gang e cose simili. Beh, ma sì, quelle ci sono sempre, però, cioè, ripeto, sono fatti che, proprio per il fatto che non succedono spesso, Mh-mh. hanno molto più risalto mediatico. Okay. Quindi nel momento in cui succede, scatena un gran polverone, però ti dico, è molto tranquilla come città, non me l'aspettavo. Interessante perché sinceramente anch'io mi aspettavo, non dico guerra civile, però comunque un ambiente Ma quando mai? un po' più movimentato. Mm. Senti, io e te anzi io e te, tu tempo fa, e immagino che ti verrà il sorriso a ripensarci, Mm. mi mandasti un messaggio vocale su WhatsApp dicendomi di fare una live su un determinato argomento. Ah, ok, sì, ce l'ho presente. Ce l'ho presente. Ovviamente una live intera non ce la possiamo fare, ma è un argomento che possiamo tranquillamente trattare qui e a cui Sì. mi piacerebbe sentire il tuo punto di vista. Per chi non lo sa, ovvero tutti, stiamo parlando dell'argomento lavoro in Italia, lavorare in Italia. Ehm, qual è stata la tua esperienza con il mondo del lavoro? Com'è Mm. stato trovare lavoro al nord? È stato più Mhm. facile, meno facile? Ci sono più episodi, tra virgolette, di "razzismo territoriale"? Vai a ruota libera. Ok, allora, innanzitutto parto con questa premessa, io ho svolto una, anche se breve, comunque un'esperienza di lavoro al mio quinto anno di liceo. Ovviamente non nominerò né per il lavoro precedente né per il lavoro attuale il nome delle aziende per pura questione di politiche sulla privacy, eccetera. Comunque, ho fatto un piccolo periodo in quinta superiore come addetto all'inventario e devo dire che come lavoro, sinceramente, non lo voglio mai più fare in vita mia perché c'è stato un periodo in cui ho lavorato 4 notti di fila per circa 7-8 ore a notte. Ho lavorato a Torino perché lì c'era la sede legale dell'azienda. Quando sono tornato a Cagliari per circa un mese e mezzo, ho avuto problemi a dormire perché era un lavoro talmente alienante che io di notte mi svegliavo convinto di essere dentro i supermercati, cercavo la macchina, cioè non lo so perché, può sembrare una roba stupidissima, ma mi ha fatto stare molto male quel tipo di alienazione lì, ma perché? Perché io mi ritengo un animale sociale, io ho bisogno in qualsiasi contesto di condividere il mio stato attuale con qualcuno. In quel contesto lavorativo lì, tu non potevi parlare con i tuoi colleghi, ma per il semplice fatto che dovevi unicamente concentrarti sulla conta dei prodotti. E quindi non lo so, il fatto di fare sempre gli stessi movimenti per un sacco di ore di fila mi ha causato questo problema. Io per un mese e mezzo non riuscivo a dormire serenamente. Quindi quel lavoro lì, per quanto fosse facilmente accessibile, perché la prerogativa minima era la licenza media,
è un lavoro che non riconsidererò mai più in vita mia. Mentre per quanto riguarda il lavoro al nord, io ho trovato da poco lavoro in un supermercato come mansione lavorativa, a quanto pare dovrò lavorare nel reparto pesce e molti mi diranno: ma come? Tu senza esperienza, soprattutto in un mestiere del genere, che è comunque un mestiere a parte umile, ma soprattutto non semplice, come hai fatto a ottenere un contratto di lavoro? E rispondo alla tua domanda, in cui mi hai chiesto le differenze tra cercare lavoro al sud e al nord. Ti dico che qua al nord hanno una mentalità completamente diversa. Cioè, a Cagliari non mi avrebbero mai proposto di farmi l'esperienza sul posto di lavoro. A Cagliari, a parte che in Sardegna il lavoro lo puoi trovare soprattutto d'estate, perché ti puoi fare una stagione in una località marittima in cui ti pagano vitto e alloggio e tu lavori in un locale. Però per il resto, in qualsiasi lavoro, soprattutto in autunno e in inverno, o hai esperienza pregressa oppure non hanno proprio voglia di perdere tempo a far fare l'esperienza ai giovani. Qua al nord invece è proprio una mentalità diversissima. A parte che nel 90% dei locali, che siano bar, che siano supermercati, che siano negozi di intimo, qualsiasi cosa, nel 90% di questi negozi c'era la fissione di ricerca del personale anche senza esperienza. Quindi penso che qua abbiano una mentalità dal punto di vista lavorativo molto più utile al progresso di uno Stato. Perché se tu devi formare non solo menti, ma anche lavoratori, devi permettere di far fare esperienza ai giovani, non glielo puoi negare. Perché sento un sacco di storie di gente che ha magari 2 lauree, un master, eccetera, che fa fatica a trovare lavoro perché non ha l'esperienza. E al sud succede spesso questa cosa. Quindi, in sostanza, io sono riuscito a trovare un lavoro qui a Padova, un po' per intraprendenza, perché era da mesi che mandavo curriculum un po' ovunque, quindi diciamo che la fortuna aiuta gli audaci, come dice il classico proverbio, però dall'altra mi è stato di grande aiuto la mentalità proprio opposta rispetto al sud. Che è una mentalità che dovrebbero, secondo me, incominciare ad avere un po' troppe persone, cioè dovrebbero avere tante persone perché l'Italia è un paese tendenzialmente anziano Uh, e ha bisogno di un ricambio generazionale allucinante perché di questo passo ci ritroveremo con una sanità pubblica al collasso dove ci sono primari di ultra ottantenni che sì, fanno turni da 14 ore e in quel momento avremo ereditato un paese allo scatafascio, in cui sì. una persona è costretta ad andare in un ospedale privato e di conseguenza la salute diventerà un privilegio e non più un qualcosa che ci deve essere a prescindere. Un Un diritto diritto, a ecco, non mi vedeva. sì. Quindi mi fa piacere sentire che perlomeno nel nord Italia abbiano imparato la lezione, però comunque ho notato che hai detto comunque che dopo mesi sei riuscito a trovarla, quindi non è stato un processo istantaneo. Beh, no, assolutamente no. Quindi c'è comunque questa problematica della tempistica nel trovare lavoro, specialmente se si è poi studenti universitari. Sì, sì, no, quella problematica c'è a prescindere ovunque. Ok. Molti che vivono qua me l'avevano, molti anche parenti che vivono qua da un po', che hanno studiato qua, me l'hanno detto. Il lavoro lo trovi, però devi impegnarti a cercarlo. Devi metterti proprio sotto, mandare curriculum e sperare. E ti volevo chiedere una curiosità, Vai. un lavoro che ti piacerebbe fare, ma che da tutti è considerato un po' una mezza cagata. Mm. Mm. È una domanda tosta.
Dal mio punto di vista ti posso dire anche quello che è il lavoro che vorrei fare uscito dall'università, cioè l'insegnante. Ok, Perché molte persone con cui ho parlato mi dicono: Ma no, ma che palle, ma torni a scuola, che noia, ma perché? Ma poi incontri ragazzini che fanno solo casino, non riesci a insegnare, a spiegare. Per me è un lavoro molto sottovalutato quello dell'insegnante, soprattutto nel liceo in cui devi rapportarti con ragazzi e ragazze che hanno una tempesta qua dentro. certo. Per me è un lavoro non solo sottovalutato, mh, ma è anche, tra virgolette, fecato anche perché molti insegnanti se lo cercano, cioè devo dire la verità. Quindi ci Sì, vorrebbe un po' di impegno da entrambe le parti, da parte degli studenti per capire che il lavoro dell'insegnante, cioè che l'insegnante che hai davanti in qualche modo ti vuole aprire le porte verso la vita. Da parte degli insegnanti ci deve essere a volte un passo indietro e una presa di consapevolezza del fatto che ti stai rapportando con ragazzi e non con automi. Mentre un altro, non lo so se mi viene in mente un lavoro magari seccato da tutti, mi hai fatto una bella domanda, Miro. perché per dirti, Vai, uno vai. dei lavori dei miei sogni, non mi chiedere assolutamente il perché, non ne ho idea, è Vai. sempre stato l'edicolante, Eh, quello che a Roma viene chiamato il ci sta. giornalaio. Non lo Ci sta. so, sarà che da bambino vedevo come figura maestosa quel signore che ti dava i pacchetti di figurine Panini o cose Sì, simili, però era un mi è grande. sempre piaciuto come lavoro. No, no, è cioè, non è neanche un lavoro fecato, è un lavoro proprio preso poco in considerazione, se ci pensi. Esatto, Sì, sì. sarà che Ecco, un esempio lampante che mi viene è quello, non lo so come si chiama, quell'operatore comunale che in autunno va con quella specie di tubo a sparare aria sulle foglie. penso sia operatore ecologico Sì, comunque, sì, una cosa del genere. Ecco, però vedi il netturbino. il Il netturbino, netturbino, un lavoro fecato da tutti, ma che secondo me non è per niente male. penso che il netturbino sia uno dei caporalati del, del proletariato, cioè Sì, penso sia proprio uno dei capisaldi del proletariato il sì. netturbino. Netturbino è il classico lavoro magari anche da ultras, no? L'ultras che ha una famiglia alle spalle, la mantiene con un lavoro proletario e poi la domenica va a cantare allo stadio, no? È romanticissimo. E poi dall'altra parte abbiamo Erfaina. E... Lasciamo perdere. Ok. Ti rigiro un commento anzi una domanda, no, non una domanda, è un commento che però io te la faccio sotto forma di domanda da parte di Simone. Ok. L'Orsignole mi duole dovervelo dire, ma a mio modesto parere dovrebbero ripristinare il servizio di leva obbligatorio. La gioventù, la maggior parte è presuntuosa ed arrogante. Ok. Tu ti trovi d'accordo sul ripristinare la leva obbligatoria? No, personalmente no, ma perché? Provo a spiegartelo con un fatto di cronaca che è successo forse un mesetto fa, Mhm. comunque appena era salito in carica il governo Meloni. Sì. Noi sappiamo bene, questo è un fatto oggettivo, quindi nulla da dire su posizioni politiche o meno. Noi sappiamo bene quanto il centrodestra spinga su questa storia del ripristino della leva. Ma sapete, spero che sappiate anche che il corpo militare italiano ha risposto a questa esigenza del centrodestra dicendo che loro non sono lì per educare. E quindi per questo io sono contro il ripristino della leva, perché è vero che in questa generazione molti ragazzi, molte ragazze sono visti come presuntuosi, come disinteressati anche alla vita pubblica, però secondo me deve partire tutto dai genitori. E anzi ti dico di più, se un figlio, cioè se un ragazzo diventa, non so, un marazzino che fa stronzate in strada,
io ci metto la mano sul fuoco che la causa del suo essere teppistello sono i genitori. Magari un ambiente in cui è stato viziato, un ambiente in cui lui ha sempre ricevuto tutto e non ha dovuto mai dare niente in cambio, in cui non ha conosciuto i valori dell'educazione, della gentilezza, del sacrificio. E quindi, piuttosto che mandare i ragazzi a fare leva per assumersi delle colpe che non hanno completamente, mandateci i genitori dei teppisti a fare la leva, perché evidentemente hanno sbagliato completamente come genitori, hanno fallito. Io la leva la ripristino, ma per i genitori che non hanno saputo crescere i loro figli. Mi trovi assolutamente d'accordo. Tra l'altro io ho sempre goduto del fatto che nel remoto caso avessero rimesso la leva obbligatoria, io comunque non ci sarei potuto andare perché non avendo un padre non posso esentarmi dal partecipare alla leva obbligatoria, quindi bellissimo, bellissimo. Avrei disertato malamente. Ma malamente, anche perché poi è una cosa che non mi è mai interessata e non l'ho Mm, mai percepita come uno strumento per imparare un qualcosa, nel senso mm, sono sempre stato abbastanza autonomo, abbastanza con la testa sulle spalle, non può aiutare a migliorarti quello senza ombra di dubbio, ma come una qualsiasi esperienza, non deve sì, essere vero, una costrizione da parte dello Stato. vero. Basta avere un minimo di criterio e di cervello che tutto può insegnarti qualsiasi cosa. Mm, Eh. d'accordissimo. Capofamiglia, perdonami Simone, capofamiglia, capofami Ok, grazie, ci ciao siamo. intanto a Gabriele, un Ciao bacione. Gabri, grandissimo. Ciao Tullio, prima non l'ho salutato, ciao Ciao caro. Claudio, ciao Ema, ciao a tutti ragazzi. Ehm, Vediamo, perché tu mi ispiri veramente talmente tanti argomenti che poi è Eh, difficile sceglierne uno. ma tanto penso che tu non abbia limiti di tempo. Non lo so se In dopo realtà sì, mezzanotte accendi certe luci particolari, non lo so. anzi aspetta, non si vedrà perché già sembrano rosse, ma vi assicuro che sono bianche le luci, sono Ma la bianche. fregatura dei LED, Sì, capisco bene. però sono rosse. In realtà c'è Cubi che ti chiede: che materia ti piacerebbe insegnare? Beh, domanda non scontata, perché molti direbbero che mi piacerebbe insegnare filosofia, vi dico non solo, perché non so se voi lo sapete, mi rivolgo all'audience di oggi, all'audience anzi, ma a me piacerebbe insegnare in un liceo scienze umane, quello che ho fatto io, e generalmente gli insegnanti di filosofia non insegnano solo quello. A me, per esempio, piacerebbe fare il duo scienze umane e filosofia, proprio per abbracciare in toto le materie umanistiche. C'è Mh-mh. anche chi insegna storia e filosofia, quindi a me piacerebbe un duo, non una materia sola, perché voglio proprio avere tante ore con i ragazzi, crescere con loro, mi piacerebbe proprio come cosa. Beh, male, non è male, non è per niente male. Quindi immagino che il tuo approccio didattico, sentendo specialmente quello che hai detto prima, sarebbe molto più personalizzato, quindi adatto al Mm, ragazzo, a quel determinato ragazzo e non applicabile ad un altro, sì, perché sì. diciamo che, percepisci la scuola come una sorta di industria, Mm, ehm, oggi non mi vengono le parole, so una no, cosa tranquillo. veramente imbarazzante. Tranquillo. Ehm come una sorta di catena di montaggio che forma studenti a ripetizioni con gli stessi standard, invece tu vorresti cercare di elevare ogni studente per le sue determinate caratteristiche, Per me giusto? la scuola è un luogo sociale, come Okay. prima cosa. Per me a scuola tu conosci quelli che saranno i tuoi grandi amici, conosci persone di merda da cui imparerai a stare alla larga, conosci purtroppo, anche se in minima parte,
il mondo del vizio, sigarette, alcol, spinelli, cose così, cioè lo conosci a tuo rischio e pericolo, conosci un sacco di cose a scuola, quindi il luogo sociale in primis. Io per come sono neanche mettere i voti, perché per me un voto non ti può stigmatizzare, non può dire quanto vali, perché solamente io, dopo un percorso di tot anni con dei ragazzi, devo arrivare a sapere a fine percorso, senza voti, quanto vale ognuno di loro. E per me l'obiettivo dell'insegnamento è portare al massimo potenziale ogni studente. Non mi interessa del voto, non mi interessa essere veloce con il programma, che poi parliamoci, io non lo so se tu sia d'accordo con me o no, io te lo dico, per me il programma di storia, per esempio, in Italia è fatto col culo. Cioè per me tu le due guerre mondiali le devi studiare in terza superiore, le devi aver già studiate, già archiviate, perché poi non è che vieni a lamentarti del fatto che i giovani non si informino, non sappiano come votare. Se mi fai studiare, figlio mio, il ventennio in quinta superiore a maggio, non puoi pretendere che poi io mi prenda la briga, a meno che non sia appassionato o previdente, non mi prenda la briga di leggermi i programmi dei partiti. Tu portati avanti, archivialo in terza superiore, il programma delle guerre mondiali, rivoluzione russa, perché poi se veramente vuoi formare un cittadino che si interessa all'Italia, la politica dal 1900 in poi fino ai giorni nostri la fai studiare in quarta e in quinta. Ed è Mi, questa è una cosa che ti giuro mi fa incazzare a bestia. mi trovi assolutamente d'accordo, perché io, qualsiasi persona con cui abbia mai parlato, specialmente per quanto concerne l'ambito scolastico, la storia contemporanea per tutti è finita al post seconda guerra mondiale. Non c'è Bravissimo, mai stato uno studio sulla prima repubblica, non c'è mai stato uno studio bravissimo. che approfondisse un minimo la storia contemporanea, quindi l'espansione dell'America, il conflitto Mm, della guerra fredda, la guerra del Vietnam. Ce ne sarebbero di davvero. argomenti da affrontare interessanti e che continuano tuttora a spaccare il mondo, perché Eh la sì, guerra fredda è comunque un argomento ancora attuale. Cambiano gli interpreti più o meno, però non cambia siamo la lì, sostanza, siamo sempre lì. siamo Dal sempre momento lì. in cui dal momento in cui parli di minaccia nucleare, sei sempre in guerra fredda, sei sempre lì. Senza contare anche dei conflitti che ci sono stati vicini, quindi la spaccatura della Jugoslavia, cioè ce ne Assolutamente. sarebbero veramente a bizzeffe di argomenti di storia contemporanea che secondo me andrebbero perlomeno approfonditi, per dare anche un'idea di quello che ci circonda, perché noi Mhm. rimaniamo sempre ancorati ad una storia che effettivamente è storia con la S maiuscola ed è passata, ma noi ci siamo voluti e la storia si fa giorno dopo giorno e quello che è successo ieri è già diventata storia. Eh sì, Quindi no, no, n verissimo. non approfondire queste cose secondo me è criminale e quindi mi trovi assolutamente d'accordo con te. Comunque stai riscuotendo molto successo perché sentendoti Eh, vorrei avere più professori come te, detto da uno che ha fatto il tuo stesso eh. percorso alle superiori, quindi Mi fa molto, molto, molto piacere. Me lo auguro di diventare l'insegnante che descrivo adesso. me lo auguro anch'io. Intanto rubo un po' di saluti. Buonasera chef, grazie Oh, mille. Buonasera grandissimo. Marco. Buonasera a tutti, un bacione. E tra l'altro qua Kubi fa un bel commento che non ho detto prima, ma lo avrei voluto dire. Mhm. Secondo me, come dire, oltre agli ospedali che dicevo io prima, va ringiovanito anche il reparto scuola. Il reparto scuola, secondo me, andrebbe distrutto e rifatto Oh, completamente da capo. sì, 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 Ma proprio d'accordissimo. abolito e rifatto da capo. L'avevamo affrontato anche con Andrea questo discorso. Io per esempio ritengo criminale che un ragazzino sia costretto senza criteri, in base a qualche open day così, a 13 anni a doversi scegliere la scuola che poi servirà per il suo Bravissimo. futuro. Bravi, è una cosa È terribile, insensata, inconcepibile, è vero? veramente insensata.
Vero, vero, vero. Tra l'altro voglio farvi vedere questa piccola chicca, perché poi Vai. quando sento il tema scolastico io un po' mi infervoro e tra l'altro saluto anche Mattia che ci spara questi Grande Matti. filosofi. Ciao Matti, un bacione. Mi infervoro perché, alle superiori io ero, per farvi capire, se trovo la foto, ma la Ah, trovo, forse so che foto vuoi far vedere. Forse ho proba capito. probabilmente già lo sai, ma devo solo Inizia, ritrovarla. inizia con la O, se non sbaglio. Esattamente, Grandissimo. esattamente. Però eccola, allora, io ero esattamente questo tipo di persona. Che aspetta, non si vede molto. Che spettacolo. Lo striscione. Questo sono questo qua sono io di fronte a tipo 600 persone a enunciare i motivi per il quale noi avevamo occupato la scuola. In quel momento facevo il quarto superiore e per farvi capire, qua non si vedrà mai, questo è un tesserino giallo che davano a noi occupanti con scritto servizio d'ordine. Noi eravamo coloro che durante l'occupazione non si limitavano ad esultare perché mandavamo a fanculo tutti i professori e non facevamo entrare nessuno, ma, cercavamo comunque di mantenere l'ambiente scolastico tale, quindi i ragazzi Certo. che volevano da occupazione diventava occupazione e autogestione, quindi corsi di sport, Mm. corsi sportivi, calcistici, pallavolo, qualsiasi cosa, corsi di ballo, break dance, hip hop. Che figo. Cercavamo Sì. di rendere quel momento che a tutti sembrava solo un'occupazione, quindi un pretesto per non fare un cazzo, un momento comunque culturale e di unione, che sono i precetti per cui dovrebbe esistere la scuola. Esatto. Sostanzialmente sì. Comunque c'è un commento particolare, Pie. Vai, Io te lo vai. giro. Eh. Io te l'ho girato così. Comunque condivido appieno questo commento. Ti sei Ma scelta qua bene un c'è ragazzo l'imbroglio, Miro. Qua c'è eh, l'imbroglio. eh. Forse te l'avevo anche detto. Tra l'altro, sì, amore, ti saluto, grazie per Mh. il commento, ma io qua riconosco l'imbroglio perché alla mia ragazza Caparezza non piace per niente. Quindi sicuramente quel commento aveva un secondo fine, ma Mh. a me non me ne Bisogna frega. Io rimediare a sono questo qua. errore, eh. Vabbè, è un po' come quando magari c'hai un amico che è juventino, interista, non ci puoi fare niente. No, per carità, noi accettiamo tutte le persone con la 104, ci mancherebbe. Cioè, non siamo qui a fare discriminazione verso persona alcuna, ci mancherebbe. Comunque un saluto anche a Dreamcatcher, non so se l'ho salutato prima, ma ti saluto adesso caro, un bacione. Buonasera Eccelso. Per piena inversione filosofica mi aspettavo una maglietta dei Deep Purple. Sai che mi manca la collezione di magliette di Purple, ma rimedierò, Assolutamente. rimedierò. Miro, tifi su Castello e non diventavi ribello, certo ne hai di pretese, ma non sono mai stato ribelle, solo che in quei momenti me fomentavo poi quando arrivava la polizia che chiedeva tutti i documenti e ci diceva che c'aveva una denuncia, io: "Sì, vai, denunciami." Mamma mia, me ne fregava un cazzo, però beh, tanto mancano 5 minuti, tra poco finisce, se lo potremmo pure regà, le canne che mi sono fatto all'occupazione voi non avete con le cartine a metraggio, roba così. Porca puttana. Solo che una volta sola ho dormito all'occupazione, il giorno dopo mi sono svegliato tipo con 39 di febbre, Mamma perché mia. ho dormito sui banchi gelidi, senza coperta, senza un cazzo.
una cosa allucinante. Comunque c'è un commento di Cubi bello Vai. ignorante, cioè bello ignorante e bello lungo. Io da Sì, rappresentante d'istituto come non mai mi sono accorto come la scuola va cambiata. Vi faccio un esempio: noi studenti studiamo la partita doppia, ovviamente quella classica scritta a a foglio, ma mai fondo. avuto un software dove fare davvero pratica. In consiglio d'istituto siamo rimasti più di un'ora a discutere se installare o meno questo software e della sua utilità. Studiamo la partita doppia, non ho capito cosa sia. Neanch'io, mi sfugge Sì, il punto cruciale del commento. Ma a me, Cubi, l'importante è che tu, da rappresentante dell'istituto, non ti fai mettere le palle in testa, perché una frase che ho sentito dire quando ero in terza, era tipo un segretario della, non so quale ufficio scolastico, quando gli avevo detto che volevo, da futuro rappresentante di classe, se non di istituto, proporre un percorso di autofinanziamento per autofinanziarci una gita fuori, la frase che mi sono sentito dire è stata: ma i rappresentanti non valgono niente. Quindi, Cubi, non farti mettere le palle in faccia, siccome il tuo ruolo è legalmente riconosciuto, qualsiasi cosa tu voglia proporre, non devi solo proporla, devi anche far capire che ha un valore, perché ai insegnanti, ma in generale ai grandi, molto spesso sfugge, sì, perché c'è sempre la storia dell'esperienza, io ho più vissuto di te. No, se hai una cosa da proporre per cambiare la scuola, per migliorarla, fallo, perché la scuola è degli studenti. Senza gli esattamente, studenti, gli insegnanti non esisterebbero. Questo è il succo. esattamente, esattamente. E tra l'altro, per carità, ognuno se la vive come vuole, però, a me dava fastidio vedere persone che esultavano come se non ci fosse ha crollato Pietro. Ah no, Sì, si è scusa, ti ho perso per 2 secondi. devi frizzare un attimo. A me dava molto fastidio vedere persone che si lamentavano di tutto il contesto scolastico, di tutto l'ambiente e tra l'altro metto tra parentesi, non so chi se li ricorda anni fa ci fu un servizio sulle Iene, per Mhm. quanto concerne l'offerta che una persona può fare eventualmente alla scuola, un'offerta volontaria, che però nella nostra scuola veniva spacciata per obbligatoria e ci costringevano a pagare, Va ehm, bene. cose così. Mamma mia. Ehm, è andata proprio la preside alle Iene, ha fatto una figura di merda e quando sentivo questi che si lamentavano per questa cosa, però poi alle assemblee di istituto esultavano perché uscivano alla seconda ora e non partecipavano, a me girava veramente il cazzo, perché vuol dì Sì, che sì. lì te la canti e te la suoni. Opportunismo totale. Esatto, esattamente, esattamente. Partita doppia è un metodo di scrittura contabile. Ah, okay, perdona l'ignoranza. Quindi, ritornando a quello che aveva scritto, scritto a foglio, ma mai avuto un software dove fare davvero pratica. In consiglio Ah, istituto ho capito. Sì, sì, ho capito il hai discorso. fatto bene, hai fatto bene a proporlo, perché comunque ci stiamo digitalizzando un pochino, quindi mi sembra il minimo. Eh sì, Cioè, dovrebbe non essere prerogativa, cioè per dire all'università c'è come corso obbligatorio da fare entro i 3 anni di laurea conoscenze e abilità informatiche. Quindi, cioè, facciamolo partire anche un po' più a ritroso, per favore. esattamente, esattamente. Cioè, non ci sarebbe stato nemmeno da discuterne, secondo me. Eh sì, solo che se hai i PC che al liceo hanno Windows XP. Lasciamo perdere. Intanto Simone dice: "Bisogna dettagliare ed articolare le proprie idee, se non convincono a te in primis come puoi convincere le altre persone?" Vero. Verità sacrosanta, sì, sì. Ed ecco come si fa politica, banalmente. Essere convinti di quello che si dice. E discuterne per E il fine discuterne. comune, che è il bene del paese, non andare in Parlamento, prendersi 6.000 euro al mese, se non di più, e lanciarsi spigole. Vitalizio incluso. Esatto. E anche Che questa schifo. perla di populismo ce la siamo tolta. Olè. No, però, effettivamente è vero. Mhmm, è così. Però non so se l'hai notato anche tu,
chiudiamo con questo Mhm, argomento, che c'è un attivismo in generale maggiore, secondo me, nelle nuove generazioni, un po' mm, influenzato dalla questione del cambiamento climatico, eccetera, mhm, eccetera, ma anche in merito proprio a movimenti scolastici, vedo mm, molti più giovani coinvolti in questa faccenda mm. e personalmente mi fa piacere. Mi fa Beh, poco piacere vedere una preside che denuncia un atto di fascismo venga quasi licenziata, però quelli ma sì, senza entrare nel dettaglio, c'era da aspettarselo che sì. alcune persone con alcuni ideali rispuntassero dalle fogne, parliamoci chiaro. Tra l'altro fece una lettera bellissima questa preside, inneggiando a ricordare come cominciò la storia, che non cominciò in maniera plateale, ma con delle squadracce che picchiarono a Bravissimo, sangue dei dissidenti politici. Quindi è dalla bravissimo, gente che è partito e non bisognerebbe ripetere la storia. Però, esatto. come ci insegna Primo Levi, è successo, quindi vuol dire che può succedere di nuovo. Speriamo non accada. Speriamo non Mamma mia, accada. brividi, 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 brividi. Eh sì, Simone, ahimè devo già chiudere, però se avete dai, vi concedo un'ultima domanda per il buon Pietro, che oggi lo vedo on fire. Ha ricevuto anche il commento dalla ragazza, quindi è La proprio vedo. è on fire, è tutto fomentato, quindi fate l'ultima domanda a Pietro e poi andiamo. Se ce l'avete ovviamente, eh. Se non ce l'avete chiudiamo adesso. Non è un Ci problema. ci diamo il bacetto della buonanotte e poi tutti a nanna. Tra l'altro, visto che nel mentre che aspettiamo la domanda, tu prima hai detto che comincerai a lavorare, quindi non hai ancora cominciato? No, no, cioè ho firmato il contratto, ma inizierò lunedì. Ah, lunedì cominci. Eh sì, Bello, 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 bello. Penso che verrò a Padova per comprarmi il pesce. quando vuoi. Quando tanto, vabbè, il nome del supermercato non lo diciamo, però non penso ce ne sia soltanto uno di quel supermercato a Padova, poi Beh, me li no, no, dovrai no, dire. Eh. certo. Assolutamente sì. La domanda è arrivata, ma io farei anche a meno di rispondere. Cioè, nel senso, più palese di Sì, così, sì. è ovvio che sia io la ragazza. Cioè, non manco a dirlo. Eh sì, Eh. chioma bionda, è palesemente mio. Non Eh, lo vedi le ciocche bionde guarda, di capelli? no, mo perché c'è un po' de ombra e non si vedono bene, però anzi faccio così. Guarda che ciocca bionda, guarda. Eh, Eh? gialla proprio. Sì, sì, biondo platino. Ehm, Cubi ha già risposto alla domanda, però visto che sei tu mi hai ispirato, tu Ok. sei il mio dio, ti lascio rispondere di nuovo da Pietro. Cubi, faccio filosofia, proprio lei. E tra l'altro il suo filosofo preferito è Karl Marx, quindi noto per un Sottoscrivo. famoso manifesto su un partito che fonda le radici sulla falce e il martello. Madonna. Che poi lì ci sarebbe un altro discorso da fare, ma non rischierei di perdere praticamente metà dei miei iscritti, probabilmente. Ma staremmo qui per ore e probabilmente senza Eh sì. nulla togliere all'intelligenza di chi ascolta, ma non capirebbero. Perché sono discorsi troppo particolari. Cioè, o hai voglia a perderci tempo a parlare, altrimenti la sauso verde. Guarda, con me sfonderesti una porta aperta perché Eh. volendo mi prenderei adesso un'icnusa e staremmo a parlare per ore, Eh, proprio Ma a mani guarda, bassissime. quando vuoi ci organizziamo, tu mi videochiami su WhatsApp e stiamo anche tutta la notte. Tutta la notte mi sembra un po' troppo visto che mi sveglio alle 6 meno un quarto, però quando te pare.
Benissimo. Tanto, Sì, sì, tanto non te assolutamente. pensare che mo che finisce la live scappi via, eh. No, no, anzi, io non Ecco, ho niente da fare. siamo in due. E vabbè, dai, ragazzi, non ci sono altre domande, quindi io direi di andare. Ringrazio tantissimo Pietro per aver partecipato, grazie mille. Grazie a te che finalmente hai portato un bel format innovativo, diverso dal solito e stimolante soprattutto. Ed è quello a cui puntavo, perché bisogna farci conoscere, assolutamente. Assolutamente sì. Penso sia la parte più bella, non è tanto il video che esce, ma scoprire i retroscena della persona che c'è dietro a quel video. Cioè, è una cosa che io personalmente adoro proprio tantissimo, conoscere le Sì, sì, persone. è quella sana curiosità che ti prende, è proprio bello. Esattamente, esattamente. Non smetterò mai di ringraziare, prima ci ho scherzato, ma effettivamente ringrazio Kubi per aver ideato lui il primo podcast. Lui l'ha fatto sul Cagliari, però mi ha Ok. dato la grandissima idea di creare questo progetto, quindi Q, veramente grazie, grazie mille. Ringrazio tutti voi che avete partecipato. Ci vediamo, vi avviso, non ci sarà il post partita perché venerdì il Cagliari probabilmente nemmeno me lo guardo, E me lo dico. problemi, cose personali, eccetera, eccetera. Quindi non uscirà il video post partita, non sarò su Salotto, non ci sarà il Mirangolo, quindi venerdì proprio non ci sarò, sarò defunto, proprio Ok. riposo totale, però ci rivedremo o lunedì per una live così a cazzo, ma sicuramente mercoledì prossimo con la quarta puntata di Bye. Ospite, suggerito dal buon Pietro, solo mondo cazzo, quindi siateci, Preparatevi, ragazzi. siateci, che mi sembrano che ci siano abbastanza motivi. Poi mi sembrano che ci siano, sono morte 7 professoresse. Però vabbè, so dislessico, lasciatemi perdere. Un bacione a tutti, buonanotte Ciao ragazzi. ragazzi, buona serata a tutti.